Buongiorno, Giovanni Munisso, Movimento Turismo del Vino, Vinitaly 2009. Siamo finalmente con Emilio Bulfon. Bulfon conosciuto nella nostra regione ma ormai anche internazionalmente per questi vitigni storici della nostra regione che sono stati un po' alla volta riscoperti e proposti. Com'è allo stato delle cose l'interesse verso questi vitigni? Come siamo? Ma io sono contento perché vedo che l'interesse è enorme, quindi esporto bene questi vini e non solo praticamente in America, un po' dappertutto. Avvicino molto praticamente il turista che scopre questi vitigni autoctoni del territorio. E nel territorio nostro tu vedi gente che si riversa dell'Austria, della Germania appositamente per acquistare questi vini. Sono vini che praticamente abbiamo incominciato la ricerca negli anni 70, sono del territorio di Pinzano, il tagliamento del comune di Castelnuovo, Costa Beorchia, dei nomi un po' particolari: Ucceluz, Siarlin, Forgiarin, Piccolin Neri, Cianori e Cividin, rossi e bianchi, passiti e non passiti. E per chi ancora non li avesse provati, assaggiati, conosciuti anche nella loro storia, perché è importante questa, vi ricordiamo che le cantine Bulfon sono a Valeriano, si trovano a Valeriano e parteciperanno all'iniziativa di Cantine Aperte come da anni ormai, e la famiglia Bulfon vi accoglierà molto calorosamente come sempre fa, anche non solo per Cantine Aperte, anche nei fine settimana dell'anno. Possiamo solo dire qualche iniziativa per Cantine Aperte già in mente? Per caso? Sì, noi siamo aperti sabato e domenica tutto l'anno, quindi abbiamo sempre cantine aperte. Quindi facciamo, non so, lavoro alla ceramica, mostra di pittura e poi musica e altre cose. Un sorriso e la bontà di questi vini assaggiati nella loro zona di produzione. Arrivederci.